Tutto è pronto per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative che in Sardegna vedrà andare al voto 3 comuni. Oltre che a Nuoro, unico capoluogo di provincia, si vota a Quarto Sant'Elena, la terza città della Sardegna, e a Porto Torres. Nell'altro comune, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è stata confermata al primo turno la sindaca uscente Maria Paola Secci. A Nuoro si sfidano Andrea Soddo, primo cittadino uscente, alla guida di una coalizione civica e appoggiato da 4 liste, e Pietro Sanna, candidato del centrodestra, alla guida di una coalizione composta da 5 liste. Non ci sono stati apparentamenti tecnici con i candidati al primo turno. A Quarto Sant'Elena si contenderanno la poltrona di primo cittadino Cristian Stevelli del centrodestra, appoggiato da 10 liste, e Graziano Melia alla guida di una coalizione civica formata da 6 liste. A Porto Torres invece si daranno battaglia Alessandro Pantaleo del centrodestra e Massimo Mulas del centrosinistra. Le urne rimarranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Successivamente alla chiusura dei seggi si procederà allo spoglio delle schede. Non c'è quorum e vince la competizione elettorale il candidato che prende un voto più del contendente. Gli elettori si troveranno di fronte a una scheda con i nomi dei 2 candidati sindaci e per esprimere il proprio voto dovranno barrare la casella col nome dell'aspirante primo cittadino scelto. Per poter esercitare il diritto di voto, i cittadini dovranno presentarsi al seggio muniti di documento di identità valido e della tessera elettorale. Anche in questo secondo turno grande attenzione verrà riservata alle misure anti-Covid, con l'obbligo di mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento interpersonale e percorsi obbligati per evitare assembramenti.